bisogna farla la storia, e la storia dice che il giorno di San Giorgio il Modica ha sempre avuto partite da ricordare. L'ultima volta che il Modica giocò per il giorno di San Giorgio fu 4 anni fa, quando vinse a Mazzarrone e conquistò la promozione in eccellenza proprio all'ultima giornata. Oggi le circostanze del caso che hanno costretto al rinvio della festa di San Giorgio vanno a piazzare la celebrazione del santo patrono proprio in un giorno calcisticamente così importante, in un giorno da dentro o fuori. Occhio al R2 naturalmente, occhio naturalmente a Carioca dos Santos sul primo palo, i pugni di Ponte per un attimo controlla Sferrazza con il tacco poi tra le mani di Ponte, si scontrano Idoiaga e Zlojkowski. Occhio perché rimangono a terra, c'è molta preoccupazione, arrivano soprattutto dalla parte di Lucas Idoiaga. Scontro molto duro, fortuito tra la testa di Idoiaga e quella di Zlojkowski. Occhio perché ci vuole la barella. Gli applausi che ora sentite sono per Idoiaga, che viene aiutato da Dos Santos Carioca a rialzarsi. Arken e Aldair lo stanno facendo adagiare sulla barella. Chiaramente finisce qui la partita di Lucas Idoiaga, ma in questo momento la cosa più importante è che il ragazzo stia bene e che non abbia conseguenze da questo scontro, ripeto ancora una volta, assolutamente fortuito con Zlojkowski. Primo pallone per il Turbo, Viegas al centro, c'è Arken, Viegas, ancora Viegas, cerca spazio per il destro, palo! C'è il palo di Viegas, occhio al pallone completamente buttato dal giocatore del Vittoria. Viegas ne ha 2, il pallone filtrante, Arken, l'uscita di Malandrino, ancora un'occasione per il Modica. Il Vittoria è bravo a ripartire sfruttando al massimo gli errori in fase di impostazione del Modica, come in questo caso Palmisano, palla non facile per Cappello, viene messo giù, tutto regolare, occhio a Lucarelli, supera anche Rossi, il tiro, la parata di Ponte, occhio perché è ripartito Viegas, il taglio di Arken, lo vede Viegas, Arken, il sinistro, l'uscita di Malandrino, ancora una volta decisivo il portiere del Vittoria, poi ci prova Schembari a cercare il secondo palo senza successo. Ennesima palla rubata da Aldair, Arken cerca spazio, il destro di Arken, Malandrino in corner. Sono almeno 3 le occasioni in 28 minuti che hanno visto protagonisti il portiere francese e l'attaccante francese e l'estremo difensore del Vittoria. Parte Cacciola, traiettoria ad uscire, il secondo palo, Rossi, la rovesciata di Arken e la palla finisce a centimetri dal palo di destra della porta del Vittoria. Cacciola inseguito da Lonigro, l'esterno per Arken, Arken si impegna, arriva al primo, messo giù, calcio di rigore per il Modica. Calcio di rigore per il Modica al minuto numero 51, il sinistro di Cacciola contro Malandrino, è tutto pronto, l'arbitro fa rispettare la distanza agli altri calciatori fuori dall'area, Malandrino deve stare con almeno un piede sulla linea di porta, tutto pronto per la battuta, parte Gabriele Cacciola, il Modica in vantaggio con Gabriele Cacciola, 1-0, Gabriele Cacciola va a prendersi l'applauso sotto la curva. Francofonte, il lancio per Arken, lascia scorrere per Viegas, anticipa Sferrazza, attenzione, 2 velocità diverse, Zlojkowski va in chiusura, Viegas al centro, Aldair, arriva Aldair, palla sul fondo, Modica vicinissimo al colpo del 2-0. Montefusco, la battuta lunga, la zona di Lucarelli che stacca su Messina, ma c'è Palmisano, Viegas, non ci sono ulteriori recuperi, finisce il primo tempo più lungo forse nella storia del Modica Calcio al minuto numero 62.
1-0 per la formazione di casa, decide fin qui un gol su calcio di rigore al 54esimo firmato da Gabriele Cacciola. La battuta di Cacciola nella zona di Viegas, deve girarsi Viegas, attaccato strettissimo da Sferrazza, il cross di destro di Cacciola, arriva Schembari, la volée sul fondo. Viegas riesce a mantenere il pallone in campo, attenzione Abe Viegas, che cosa ha salvato Sferrazza, che cosa ha salvato Sferrazza. Anzic recupera palla sull'Onigro, può partire con di là, Cacciola per Viegas, vediamo se Viegas punterà la bandierina o la porta, punta la porta, ancora Viegas, messo giù, guadagna un calcio di punizione che vale oro. Viegas e Cacciola sul pallone, più distaccato Francofonte, conta i passi Gabriele Cacciola, parte Cacciola, la paratona di Malandrino che dice no al colpo del KO. Occhio al leggio, Iezzi naturalmente, Gialò che viene controllato da Marco Rossi, il movimento di Lucarelli sul primo palo, Val sul secondo, pallone che danza sulla porta e poi finisce sul fondo e arriva qui il triplice fischio dell'arbitro, il Modica vince la finale regionale dei playoff ed accede per il secondo anno consecutivo alla fase nazionale dove andrà a sfidare l'Elettra Marconia. Chiudiamo la partita con questi applausi reciproci tra le due tifoserie, scene che vorremmo sempre vedere sui campi di calcio. Dal Vincenzo Barone è tutto, Modica batte Vittoria 1-0, ci risentiamo per la semifinale nazionale.